Allora, l'avete sentito, il Presidente del Consiglio ha detto ciascuno deve metterci il suo, no? Quindi anche voi imprenditori avete un ruolo importante. Il titolo di questa assemblea oggi è più forti, quindi che cosa vuol dire essere più forti? Significa non semplicemente trincerarsi dietro i problemi o dietro le lagne, ma anche trovare il gusto e la forza per reagire, no? Quindi non soltanto piangere, ma anche cercare di reagire. Possiamo farlo da soli? Non lo so. Quello che abbiamo sentito adesso sicuramente vi ha incoraggiati, lo si deduce dall'applauso che avete dato a Renzi. Se non ce la facciamo questa volta non so più chi potremmo andare a chiamare. Però per cercare di dare uno slancio ulteriore a quello che ha detto il Presidente del Consiglio vorrei invitare qui sul palco due cavalieri del lavoro, due imprenditori che sono a capo di aziende che sono nate qui in Italia, che sono cresciute, che stanno crescendo ancora sia qui che all'estero. Quindi nonostante tutti i problemi anche di questi ultimi anni, queste aziende crescono. Quindi si può fare, si può crescere nonostante tutto. Invito qui sul palco Elena Zambon, Presidente di Zambon SPA, e Sandro Veronesi, Presidente di Calzedonia. Benvenuta. Sandro. Mi è sembrato sincero l'applauso nei confronti del Presidente del Consiglio. Però l'appello è anche a voi imprenditori. Ne siamo consapevoli. Siete consapevoli di questo, Veronesi? Abbiamo assistito a un gioco delle parti, i presidenti hanno pianto, Renzi ha detto che va tutto bene, faranno moltissimo, adesso tocca a noi qua, 3.000 imprenditori presenti che devono tirarsi sulle mani, che già l'hanno fatto e devono farlo ancora di più. Ma esistono le condizioni perché insomma uno potrebbe partire da questa provocazione, lo ricordavo poc'anzi, no? Cioè, abbiamo parlato qui di tutte le grandi difficoltà, io mi ero fatto alcuni appunti, insomma le cifre sono terribili, no? Abbiamo 3.600 aziende che hanno chiuso negli ultimi 3 mesi, 500 persone al giorno perdono lavoro in questo paese, queste sono cifre nazionali. Se parliamo di Veneto c'è la disoccupazione al 7%, qui siete abituati al 2, al 3, insomma, quindi insomma le cifre sono disastrose, però voi siete a capo di 2 aziende che sono cresciute, che hanno continuato a crescere, che hanno un'ottima rappresentanza internazionale, quindi si può fare, si può crescere. Qual è allora il segreto? Elena Zambon. Il segreto è crederci fino in fondo, l'hanno toccato anche il Presidente Renzi, che al di là di tutto cosa ce lo fa fare? Ce lo fa fare il grosso senso di responsabilità con cui siamo stati educati, con cui siamo stati tirati su. Io parlo di un'azienda che ha 108 anni di storia e che appunto nasce a Vicenza e che si rifà in un indirizzo proprio di qual è l'orizzonte temporale, perché forse questo è il tema che non abbiamo toccato. L'orizzonte temporale, specie di aziende di impostazione familiare come la maggior parte di queste aziende che sono presenti oggi e di imprenditori, è quello che ti dà appunto una visione di lungo periodo, è quello che nelle piccole cose in qualche modo ti permette di prendere decisioni che però compongono una visione più ampia. E allora io credo che in questo il tema dell'etica sia un fatto fondamentale. Tanto per darvi il senso, io vengo da appunto il fondatore Gaetano Zambon di questa azienda, che diceva una società economicamente libera, quella capitalista, può essere moralmente accettabile soltanto a patto che la ricchezza privata diventi benessere collettivo, attraverso la creazione di mezzi di produzione, di fatti, di lavoro e possibilità di vita per altri uomini. Ogni onesto imprenditore si comporta così. Allora, che cosa c'è in questo? Questo non appartiene solo a Zambon, per fortuna questa terra è ricca di esempi, se pensiamo a famiglie di un tempo, in Marzotto stesso, ma credo che si sia parlato molto spesso di Adriano Olivetti, che aveva questa visione ampia del ruolo dell'imprenditore, e allora diceva giustamente qualcosa in cui io credo che il profitto sia solo strumento per realizzare qualcosa, che è quello che ti dà quell'energia per resistere anche nei momenti difficili.
Ribadisco, l'etica, se il tuo orizzonte temporale è di breve, può perfino essere scomoda, perché ti fa dire di no a delle opportunità, no, che di breve nell'immediato possono portare ovviamente profitto e valore aggiunto. Il tema è che cosa ti interessa e appunto se hai voglia di stare in piedi altri 100 anni. Questi 108 anni per me significa guardarmi indietro e pensare ma ce l'hanno fatta loro, sono stati bombardati, no, durante la guerra, ne hanno vissute di ogni. E il senso è di che cosa mi lamento, no? Si lavora, e questa regione in particolare è molto abituata, credo, a lavorare in silenzio e a proseguire. Questo però non deve essere, come dire, non bisogna approfittarsene dall'altra parte. Allora mi premeva appunto sottolineare, non ci sono delle ragioni economiche e razionali per cui uno sta in questo paese e continua a fare imprese in questo paese purtroppo in questo momento così difficile. Però c'è la voglia di crederci e di portare avanti questo senso di responsabilità verso il proprio paese e verso il fatto che sei nato in questo paese, lo devi ai tuoi collaboratori e a chi prima di te ha faticato tanto per arrivare oggi dove siamo. Quello è senz'altro un punto fondamentale, Veronesi, no? L'etica, quindi rispettare le regole e quant'altro. Abbiamo degli esempi disarmanti su grandi progetti, ma insomma poi si dice sempre che in Italia bisogna anche avere una raccomandazione per avere un idraulico a casa, quindi insomma, poi scende giù per i vari livelli. Il fatto che ci siano questo tipo di problemi sono dovuti anche al fatto che alcuni imprenditori vengono spinti a volte a dover per forza navigare attraverso talmente tante di quelle regole che alla volte conviene tagliare qualche angolo e andare dritti magari per la via più semplice, che dà un profitto magari più rapido in breve termine, ma che poi in qualche maniera sconquassa il sistema. Ma io per fortuna, facendo un articolo che viene comprato dalle donne che non devono ricevere tangenti per comprarsi un paio di mutande o un paio di calze, sono meno coinvolte da queste problematiche, però io penso che ognuno si sceglie la strada che ritiene adatta a se stesso, ai propri principi e alle proprie idee, e come dicevo prima sono 20 anni che veniamo a queste assemblee in cui i presidenti dicono non va bene niente, non funziona niente, il rappresentante della politica dice non preoccupatevi, adesso faremo questo, faremo quello. Io mi auguro che questa sia la volta buona, però quello che ho cercato di fare io come imprenditore, penso che ognuno dei presenti farà quando va a casa, è di riuscire a crescere, riuscire a diventare forti nonostante tutto quello che c'è, perché il mondo comunque, oggi sono queste disfunzioni della politica o del sistema, ieri erano i bombardamenti, domani sarà la svalutazione. L'imprenditore di per sé è un animale nato per vivere nelle difficoltà, è chiaro che si lamenta, vorrebbe un mondo diverso, ma soprattutto deve ed è nato per lottare con le difficoltà, quindi io penso che abbiamo dimostrato di sapercela fare, possiamo farcela ancora di più se ci aiutano un po', ma dobbiamo ritrovare il coraggio e quella forza di osare, di investire, di crescere, di provarle tutte per poter diventare più forti. Ma lei percepisce questo vento nuovo, questa nuova opportunità in questo momento? Cioè, abbiamo sentito, lei dice sono 20 anni che vado nelle assemblee e sento le due parti che fanno ognuno il loro gioco, tra virgolette, però lei sente che in questo momento c'è un'opportunità in più rispetto al passato, o secondo lei le aziende in Italia sono destinate, appunto perché poi alla fine sono gli imprenditori che le mandano avanti e non necessariamente il sistema nel quale loro devono operare, ma è il singolo imprenditore che poi in prima persona riesce in qualche maniera a fare sopravvivere la propria azienda, per quelle che però non... Guardi, io cerco di coniugare sempre un atteggiamento ideale con un gran senso pratico. Dico questo, forse questa volta siamo arrivati ad un livello di saturazione, di lamentela, e anche la politica ha capito che deve cambiare, ma in ogni caso io tornando in azienda cerco di fare come se non arrivasse niente di buono e dovercela fare lo stesso. Se arriva, tanto meglio, saremo ancora più forti, però io penso che le aziende italiane devono essere sempre più coscienti di avere una dimensione internazionale, sia perché in Italia ci sono difficoltà e ce ne sono diverse all'estero, sia perché il mercato oggi è sempre più internazionale. Oggi non è che uno va al Brand, lo trova un filo spinato e dice qua finisce, là inizia, la concorrenza si ferma, è diversa. Certe barriere sono più nella nostra testa che nella realtà, quindi se noi vogliamo andarci in Europa, ci confrontiamo con gli altri europei,
impariamo, cresciamo, diventiamo anche più forti anche in Italia. Ma Zammon, quindi è così, si riesce a crescere anche nonostante quello che succede in casa nostra, cioè per un'azienda italiana che opera a livello europeo e mondiale, quindi voi andate avanti, poi quello che viene detto nelle assemblee, quello che dice il Presidente del Consiglio, semplificazione del sistema fiscale, abbassamento del cuneo fiscale, tutte queste cose qua, cioè tutto questo qui, vabbè, se viene bene lo mettiamo, diciamo, nelle incertezze, però noi possiamo andare avanti tranquillamente a continuare a fare il nostro lavoro senza necessariamente avere uno Stato che è al servizio dei cittadini e delle aziende. Allora, io Si credo può che fare dobbiamo davvero entrare nella particolarità dei settori. Io e Sandro siamo in due settori così diversi. Allora, il mio è un settore ma appunto, però quando lo Stato legifera lo deve fare per le aziende, non è che può pensare quelli sì, quelli no. Sì, però in qualche modo, almeno il mio settore, è stato allenato sin dalla nascita a non avere confini nazionali. Noi attualmente esportiamo l'80%, ma essendo il nostro core business quello di essere sempre alla frontiera della conoscenza, io amo dire che è un settore appunto che vive e opera nel mondo della conoscenza ed è continuamente sfidato dall'innovazione. Legacy, che le persone che in qualche modo come imprenditori tu indirizzi ne sanno 100 volte più di te. Questi che sono nella ricerca e nel medical science, sto parlando di un 7%. E il settore in generale, il settore farmaceutico, produce 28 miliardi, è il secondo, è stato citato anche prima come il settore secondo solo alla Germania in Europa. Abbiamo una roba come 174 fabbriche, investiamo, dicevo, 1,2 miliardi nella ricerca e occupiamo 6.000 ricercatori. Allora da qui inizia uno degli spunti. La ricerca non può avere confini, mai come oggi, grazie alle tecnologie che ci mettono in rete, no? Con una tempestività e con un livello di quantità di informazioni, siamo ancora più esposti in qualche modo a selezionare, no? La serietà delle informazioni scientifiche che vengono a bordo e in qualche modo quello che ci ha forzato, ma sin dalla nascita, è quello di immaginare un modello di business molto esposto all'estero. Quindi io la chiamo impresa aperta. La ricerca delle grosse multinazionali, noi in confronto siamo un'azienda piccola, siamo 600 milioni di fatturato e i miei competitor sono 52 billion, sto parlando di un settore che fa 660 miliardi, no? In giro per il mondo. Allora qual è l'unico modo? È quello di accelerare, vivacizzarsi, anche nella costruzione e nel ripensare i modelli di business, in particolare quello della ricerca, dicevo, dove oggi la ricerca per noi è assolutamente open source, va a prendersi, non contano più i metri quadrati di laboratori e il numero di ricercatori, perché va a prendersi nei centri di eccellenza questi progetti e quello, secondo me, se sai coglierla come un'opportunità e quindi creando le condizioni perché le tue persone lavorino al meglio, diventa una grande fonte appunto di novità, di innovazione sia marginale, quella che spesso in molti settori oggi c'è, ma anche in quella fondamentale. L'equilibrio da imprenditori torna a essere quello di bilanciare il breve periodo col lungo periodo, anche nei progetti di ricerca e di quelle ricerche oltre frontiera, quindi tutto il tema della genetica, eccetera, che è affascinantissimo. Certo, ogni settore ha a sé, allora però mi preme dire, ma c'è qualcosa nell'italiano in questo paese che ti avvantaggia? In parte credo che ci sia una preparazione umanistica che ti consente di non avere un approccio cilindrico che invece è tipico di una cultura americana, per esempio, no? Dove sono super tecnici, specie nel mondo della medicina, ma non colloquiano con quei flussi necessari perché si arrivi a creare vantaggio. Ecco, in questo gli italiani non per niente sono tra i migliori ricercatori come qualità. Il punto è come trattenerli in questo paese e lì potremmo parlare del tema, no? Del territorio. Esattamente, Veronesi, quanto si può quantificare il fattore Italia, il fattore italiano, come diceva Renzi, abbiamo quella marcia in più noi. Sì. Si quantifica? Allora, non so, come diceva giustamente Elena, noi ci reputiamo bravi, abbiamo tante qualità, però le nostre aziende concorrenti fatturano miliardi nel suo settore ma anche nel mio settore. Cioè, oggi noi diciamo sì, la moda italiana, siamo bravi. I primi in Europa nella moda accessibile sono gli spagnoli, poi ci sono gli svedesi, poi ci sono i giapponesi, poi ci sono gli americani. Noi italiani veniamo molto molto dopo.
in questo paese, in tutti i settori, ma nella farmaceutica come l'Italia, Ma questi paesi, cioè gli imprenditori in questi paesi che lei ha citato, che cosa hanno di più rispetto... Non hanno avuto paura di crescere, non hanno avuto paura di innovare, cosa che le nostre aziende invece, per tanti condizionamenti la vostra esterni. paura da che cosa rappresenta? Che cosa che la rappresenta? Allora, noi siamo cresciuti tanto, ma siamo una eccezione nel settore. Tante aziende italiane a un certo punto sarà la difficoltà culturale di creare delle grandi organizzazioni, sarà la paura di crescere, perché quando cresci il fisco ce l'hai addosso, i sindacati ce l'hai addosso, i controlli non vanno nella piccola azienda, vanno nella grande azienda. Se guarda anche la politica, quando si propone aiutiamo le aziende, ma specifica le piccole e medie aziende, perché è impopolare aiutare la grande azienda. Secondo me invece ogni azienda che nasce, ogni start-up dovrebbe avere l'ambizione di crescere, l'ambizione di diventare la prima azienda del suo settore, della sua nicchia, prima nella provincia, poi nella regione, poi nell'Italia, poi nel mondo, perché oggi i mercati sono talmente permeabili che sono i grandi che guadagnano, sono i grandi che condizionano il mercato, i piccoli seguono. Quindi i paesi che hanno fortuna di avere delle grandi aziende, faccio solo alcuni nomi, guarda la Samsung cosa vuol dire per la Corea, cosa voleva dire Nokia per la Finlandia, cosa vuol dire Apple, cosa vogliono dire tante altre aziende, sono le aziende che creano dei distretti, sono le aziende che creano delle filiere. Quindi in Italia questa cultura è ora di superarla, anche noi imprenditori dobbiamo avere il coraggio, poi può essere 100 milioni grande per una nicchia, uno che fa delle cose molto particolari, può essere 1 miliardo, possono essere 10, possono essere 20, ma dobbiamo finalmente avere una cultura di squadra, una cultura di collaborazione e non avere paura della crescita, perché noi ci riconoscono tutti nel mondo che siamo bravi a fare i prodotti, siamo amati perché comunque non abbiamo fatto grandi crimini a livello mondiale, l'italiano è visto bene fuori dall'Italia, siamo noi che a volte ci tagliamo le gambe e abbiamo dei complessi di inferiorità. O a volte anche di superiorità, diciamo, bene come lo facciamo noi non lo fa nessuno, poi il prosciutto buono come l'italiano non c'è, poi vai in Spagna e dice, oh sì, è più buono, cioè bisogna avere il coraggio di uscire. Io vorrei fare un'ultima domanda ad entrambi, perché poi parlando con molti imprenditori, non soltanto quelli che sono presenti qui in sala, ma anche tutti mi parlano di questo socio occulto che ogni azienda ha qui in Italia, no? Sì. Cioè lo Stato che ti porta via, lo ricordava prima il Presidente Pedrollo, più del 60% dei ricavi. Ecco, questo socio occulto è anche un po' quello che poi mette le aziende in condizione da non poter essere più competitive. Cioè c'è un deficit competitivo al di là del quale nessuna azienda, anche quella che lavora meglio, può crescere, o no? Quindi quando si parla di ridurre, quando oggi sentiamo il Presidente del Consiglio che dice vi faremo le tasse e le renderemo più semplici da pagare, ho capito, ma pagare, se paghi il 60% che le paghi in semplicità o le paghi facilmente, sempre il 60% ti porta via. Sì, che sia... Che sia più difficile fare impresa in Italia non ci piove. Continuare a ripetercelo, specialmente ripetercelo quando siamo in azienda, quando vogliamo decidere se investire o non investire, non è molto produttivo. Quindi quello che ogni azienda può fare oggi, anche la piccola azienda, è quello di avere questa dimensione internazionale che veramente ti mette a confronto e ti dice queste cose le faccio in Italia perché mi vengono meglio in Italia, queste altre le faccio meglio in Germania, queste altre le faccio meglio in Slovenia o in Croazia o in Romania perché là posso farle meglio. Secondo me l'imprenditore ha nel suo DNA, è il suo dovere ricercare i fattori della produzione dove meglio disponibili, più convenienti e miscelarli per un miglior risultato. Una volta si faceva a livello provinciale e poi a livello nazionale, adesso si fa a livello mondiale. Se gli imprenditori fossero messi in condizioni migliori, un'azienda come la sua sarebbe cresciuta ancora di più secondo lei? Cioè si può immaginare, immaginiamo che cosa sarebbe successo se voi siete cresciuti nonostante tutto, pensare che cosa sarebbe successo a tutte le altre aziende, compresa la vostra, se invece le condizioni di lavoro, di crescita fossero normali, tra virgolette. Allora lei ha detto un socio occulto, io dico che oltre al socio occulto è anche un socio pigro, lento, è una roba devastante, ignorante in qualche modo, perché per la particolarità, ribadisco, del nostro settore, le faccio un esempio molto pratico. Tutta la pubblica amministrazione, figuratevi poi gli enti regolatori per un settore come il nostro, no? Ogni cambiamento dipende da un colloquio con l'autorità, giustamente, abbiamo una responsabilità enorme, ci occupiamo della salute delle persone. Allora, cosa significa questo? Significa che
l'entità regolatoria, quando tu metti 40 milioni, come è successo a me nello stabilimento di Vicenza, Health and Quality Factory, qualità per la salute, ha bisogno di tempi rapidi. Io è da settembre che ho inaugurato la fabbrica e oltre ad avere i 90 giorni perché vengono a visitare, danno le autorizzazioni eccetera, dal 1° maggio questi sono scaduti e sono al 46esimo giorno in cui sto aspettando, posto che i 40 milioni li metti per delle migliorie, no? Che mi sblocchino i prodotti, le produzioni eccetera, dove vado in rottura di stock di prodotti in Italia e le compresse da fuori sembrano tutte uguali, poi magari un accenno al tema della qualità lo farei, perché vado in rottura di stock per mandarli in Cina. Io ho avuto il governo spagnolo che mi ha mandato una lettera dicendo che, avendo la responsabilità della salute pure degli spagnoli, dovevo sbloccare il tal prodotto perché i 46 giorni oltre il termine, che è quello che Renzi prima diceva, il coraggio del cittadino che ha il diritto di farsi rispettare nelle cose che contano, no? Ecco, questo mi preme dire. Io non credo che in questo paese sia fattibile fare qualsiasi manifatturiero. Credo che bisogna avere il coraggio di dirsi che bisogna fare un piano strategico, un disegno industriale strategico di lungo periodo, dove la qualità è fondamentale. Noi non possiamo fare i cinesi o gli indiani. L'unica cosa che ci può distinguere è fare una qualità che è fatta anche dalle fabbriche, perché le fabbriche danno concretezza, perché le fabbriche richiamano i talenti, quei ricercatori, dicevo prima, tornano se tu gli dai un progetto concreto su cui lavorare, se no su cosa hanno da lavorare, no? E l'altra cosa che il fatto di invertire i fattori, la fabbrica per me più bella al mondo è quella di Ferrari, se andate a visitarla non vi rendete conto di essere una fabbrica. Ecco, invertire i fattori e ridare dignità al lavoro di fabbrica, quindi facendo l'indifferenza tra lavorare in un ufficio e lavorare in una bella fabbrica, dove le condizioni di lavoro, e questo credo che spetti a noi imprenditori crearle, fa la differenza per attirare quelle persone di qualità, perché la qualità, e qui chiudo, non è un fatto di manuali, di codici, di procedure, è un fatto che dipende da ognuno di noi, o ci credi o non ci credi, o ci metti l'anima in quello che fai o la qualità non l'avrai mai. Io non so se ha sentito, sullo stesso tema, non so se ha sentito questa mattina il presidente Pedrollo quando ha scoperto che gli avevano copiato i cinesi uno dei prodotti che lui produce. Lui ha detto vabbè, sono arrabbiato e quant'altro, però poi ha chiuso dicendo una frase che mi è piaciuta moltissimo, dice vabbè, ne farò uno ancora più bello. Ecco, questa frase, ne farò ancora uno più bello, significa che anche se ci copiano avremo sempre quella capacità in più di fare una cosa più bella. Allora, oggi col mondo aperto, con l'accessibilità delle informazioni, tutti copiano tutto da tutti, bisogna rassegnarsi a questa faccenda qua. Quello è chiaro che lavorando nel mondo, vedendo che in tutti i paesi fanno qualcosa per incentivare le aziende, per incentivare gli investimenti, perché hanno capito che le aziende creano ricchezza e poi in qualche modo le distribuiscono. Vedi che in Italia invece fanno di tutto per disincentivare gli investimenti, ti viene la voglia di dire ma ascolta, ma vado da un'altra parte. Però siamo italiani, siamo cresciuti qua, siamo legati, sappiamo che possiamo farcela anche qua, giustamente prendendo anche cose di più adatto e di meglio c'è da prendere che nel resto del mondo. Non possiamo pensare di morire qua, dobbiamo comunque guardare attorno, perché prima bisogna vivere e poi pensare al resto. Quindi in maniera telegrafica tornate a casa stasera un po' rincuorati o no rispetto a quello che avete sentito soprattutto dal Presidente del Consiglio Veronesi? Allora, più rincuorati, c'è un po' di speranza, c'è in più di prima sicuramente, perché sono giovani, perché hanno voglia di fare e vogliamo crederci, ma anche se non avessimo speranza noi dobbiamo combattere e andare avanti. E questo è l'essere italiani, Torniamo l'essere imprenditori. Esatto, ma torniamo a casa presto per andare di nuovo a lavorare in silenzio e traducendo quello che è stato dichiarato in fatti. Perfetto, grazie ad Elena Zamboni, a Sandro Veronesi. Grazie. Grazie.